Cari amici del web, benvenuti a Sicilia Opera Academy. Mi trovo in compagnia del regista teatrale Renato Bonaiuto, che oggi ci è venuto a trovare in occasione del masterclass del maestro Alberto Paloscia, direttore artistico del Teatro Goldoni di Livorno. Questa tua presenza oggi, Renato, ci diamo del tu perché siamo entrambi giovani. Noi abbiamo avuto modo di conoscerci a Catania in occasione di una rappresentazione che è stata fatta al Teatro Bellini di Catania qualche mese addietro, delle convenienze e inconvenienze teatrali di Donizetti, dove tu eri il regista collaboratore del grande De Tomasi. In quell'occasione abbiamo solo avuto modo ovviamente di conoscerci e scambiare poche parole. Per oggi abbiamo un attimino approfondito la nostra conoscenza. Grazie ancora per la tua presenza. Del resto è stata anche un'improvvisata perché diciamo ti sei sentito telefonicamente con il maestro Paloscia Di venire qua e hai visto la nostra struttura. Allora ti faccio qualche domanda così anche per capire quali sono state le tue sensazioni. Allora, oggi tu hai anche avuto modo di ascoltare delle voci di cantanti lirici che si sono esibiti in occasione delle audizioni di un agente lirico. Intanto ti chiedo se hai trovato delle voci interessanti che potresti anche, perché no, vedere in qualche tua futura produzione teatrale. assolutamente sì, ho trovato un grandissimo livello veramente, voci interessanti, giovani anche da quel poco di movimenti molto, anche molto spigliati. Anzi, personalmente mi piacerebbe poter riscritturare, ma non essendo un direttore artistico potrei fare la richiesta, ma non sempre vengono Auguriamoci che qualche richiesta venga accontentata dai direttori artistici. A proposito di direttori artistici, dicevo proprio oggi qui c'era anche la presenza, oltre che del direttore artistico di Livorno, Paloscia, anche ci è venuto a trovare il direttore artistico del teatro Pirandello di Agrigento, che diciamo è una realtà in controtendenza rispetto ai teatri che sappiamo tutti hanno difficoltà economiche, alcuni purtroppo anche chiudono. Invece in questo momento il Teatro Pirandello diciamo è in ascesa e ci auguriamo che vada sempre a crescere, vada sempre tutto per il meglio. Allora, Renato, quindi abbiamo parlato della tua precedente esperienza a Catania in occasione delle convenienze e inconvenienze teatrali, però tu ti trovi nuovamente qui per un'importante produzione sempre al Teatro Massimo Bellini di Catania, e cioè Le nozze di Figaro. Come ti stai trovando in questa produzione? Raccontaci qualcosa in merito. Ebbene, in questo caso faccio assistente a un caro amico che è Luca Verdone, che è regista, figlio di Mario Verdone, e attore, no, non è attore, il padre è un critico, fratello di Luca, attore. Ecco. No, esperienza bene, bellissima esperienza perché devo dire sia il primo e il secondo cast sono cantanti molto interessanti, bravi, spigliati, devo dire, una ottima scelta. Tra l'altro, fra gli attori del cast ci sono anche dei cantanti che in passato hanno anche preso parte a dei masterclass organizzati da Sicilia Opera Academy. Non ti voglio rubare troppo tempo perché so che sei molto impegnato, così parliamo di qualche progetto per il futuro. So che con il maestro Paloscia organizzerete, cioè tu farai la regia dell'Amico Fritz nel 2013 presso il Teatro Goldoni. Teatro Goldoni, sì, diciamo, chiamiamoli allievi, usciti dal cantiere lirico che è una serie di masterclass dove vengono scelti i migliori alunni e, e questi appunto parteciperanno nell'opera. E chissà che un allievo o più allievi anche di Sicilia Opera Academy partecipino a questo Amico Fritz, e ce lo auguriamo anche perché il maestro Paloscia ci ha detto che qualora riscontrasse dei soggetti, diciamo, adatti alla frequentazione appunto di questo masterclass, accederanno di diritto per poi poter, diciamo, concorrere all'assegnazione dei ruoli. Qualcuno abbiamo individuato. Ah, quindi questa è un'indiscrezione. Allora già abbiamo avuto delle anticipazioni in merito. Saranno contenti i nostri studenti. Sta curando il master vocale, sta curando una grande Bruna Baglioni che è
a parte che è una persona eccezionale, ma è un'ottima insegnante. Sì, conosco benissimo la docente e speriamo tra l'altro in futuro di averla anche noi fra i docenti di Sicilia Opera Academy. Mario, cos'altro dirti? Grazie davvero per essere qui con noi e speriamo di poterci vedere in futuro e perché no di poter collaborare con dei nostri allievi che magari recitino con delle tue regie teatrali, sarebbe davvero molto bello. Speriamo, me lo auguro. Ok, vienici ancora a trovare, è stato un piacere. Arrivederci. Grazie.